E dopo tutti gli altri gironi di Serie A2 e Serie B prende via anche quello di Roma Nord. Prima giornata Serie A2 in campo i Gladiatori contro l'Oliveto Sabino. Secondo di ritardo, eccolo qui, è arrivato. Attenzione, spazio sulla sinistra, diventa un cross che diventa un tiro, il sinistro a sorprendere tutti quanti, sicuramente anche il numero 1 dei Gladiatori, il gol di Francesco Antei, l'1-0 dell'Oliveto Sabino al 7° minuto. Attenzione, il tiro quasi a sorprendere il numero 1 dell'Oliveto da centrocampo, pallone prontamente appoggiato in calcio d'angolo. Pallone recuperato da Crescenzi che riesce addirittura a lanciare in avanti il compagno, il rimpallo doppio, poi pallone che si perde in cima ai cipressi, ma occasione sprecata per l'Oliveto Sabino al 22°. Eccoci al calcio di punizione, il mancino battuto bello teso, chiamato ad intervenire Petrella, calcio d'angolo per l'Oliveto Sabino. Pallone che quasi riesce a passare, invece c'è l'intervento, attenzione per il tiro che riesce ad arrivare a fil di palo per il gol dell'1-1 dei Gladiatori al praticamente l'ultima azione del primo tempo, arriva il pareggio delle maglie gialle. Eccoci pronti, il tiro che riesce a passare ed è gol del 2-1 dei Gladiatori al primo pallone toccato e calciato in porta di questo secondo tempo, arriva il gol del 2-1 delle maglie gialle. Pallone che riesce quasi ad arrivare dall'altra parte, attenzione, addomesticato, il tiro riesce addirittura a passare al numero 9, il 3-1 dei Gladiatori adesso al primo minuto di gioco del secondo tempo, addirittura 3-1 con il gol di Daniel Lentrea. Sempre in campo c'è spazio Ruggero, in avanti Ruggero, lezioso il tocco qui, attenzione Gladiatori, in avanti si trova spazio Lentrea che arriva poi addirittura con il destro, pallone che sfiora il palo, termina sul fondo. Pallone che riesce a passare, attenzione, la conclusione respinta a fil di palo da Pedraglia. Attenzione, il pallone rimane lì, l'intervento mancato di Boccuzzi regala il gol del 2-3 all'Oliveto Sabino che adesso riporta il pallone al centro del campo, partita riaperta al 17°. Arriva anche il cartellino rosso per Crescenzi che conclude così una gara altamente nervosa, si ostina, alla fine si allontana il numero 7 in maglia arancione. Lunghissimo il pallone, attenzione, riesce addirittura a passare in avanti, entra con il destro, la chiude qui il numero 9 dei Gladiatori, il suo centravanti, il gol del 4-2. E nel frattempo arriva anche il triplice fischio di una partita infinita, durata ad occhio 70-75 minuti, partita che si chiude con il 4-2 ed i primi 3 punti per i Gladiatori che inaugurano così questo girone Roma Nord di Serie A2 Lega Calcio A8.